da fare. Appassionati di futsal, siamo al centro sportivo Cercola per l'8ª giornata di campionato di Serie A. Real San Giuseppe contro Camedosson. È stata una settimana molto triste per la scomparsa di Diego Armando Maradona. Ne parleremo tra poco con il nostro commentatore. Buonasera da Augusto Di Orio, buonasera a tutti. Mister, è stata davvero una settimana a dir poco triste. Noi napoletani siamo cresciuti tutti con l'idolo, con il mito di Diego Armando Maradona. Il capitano Giapa Duarte ha indossato la maglia azzurra con il numero 10 ritirato da una vita per il Napoli. Ovviamente parliamo del Napoli Calcio e intanto osserviamo il minuto di raccoglimento in memoria di un mito. Grazie Diego Armando Maradona, il giocatore più forte di tutta la storia del calcio e non solo. Mister, prima di analizzare la gara, davvero, soprattutto tu che l'hai vissuto, Diego Armando, io non ho avuto la fortuna di vederlo in campo, sono un classe 89, quindi ero piccolissimo quando Diego vinceva con la maglia azzurra. Sì, io sono un pochettino più grande, ho avuto la fortuna di essere anche allo stadio e vedere le gesta di Diego, ma Diego è un personaggio dello sport talmente trasversale, talmente che ha un impatto sulla socialità che esula da ogni discorso calcistico, da ogni affetto e amore che posso avere io nel Napoli, e quindi di conseguenza nei suoi confronti. Diego è Diego, c'è poco altro da dire. Il capitano della Camedosson è Pablo Blessito, che è proprio l'unico argentino, ha scambiato il saluto con Duarte, con la maglia di Maradona. Intanto si parte, andiamo anche alla lettura delle formazioni tra poco con il San Giuseppe che schiera Montefalcone, Follo, De Luca, Duarte, Cimanghigno, Milucci, Napolitano, Alex, Follador, Molitierno in porta, Pedrigno, Imparato, Portuga e Lepre. La Camedosson risponde con Pietrangelo, Belsito, Azzoni, Ugherani, Giuliato, Juanfran, Giapaveira, Bertoni, Ronzani, Tiago Grippi, Murilo ed Espindola. Con il quintetto, con il San Giuseppe che schiera Molitierno, Duarte, Follador, Pedrigno e Alex, risponde Silvia Roccia. Il tecnico della Camedosson, il tecnico del San Giuseppe è Andrea Centonze, con Pietrangelo, Tiago Grippi, Belsito, Giapaveira e Murilo. Quindi confermato il quintetto che ci ha dato il tecnico poco prima dell'inizio. Eccolo qui, Belsito, l'unico argentino, poi il mancino di Murilo, palla che termina sul fondo. Una partita davvero molto interessante. Sì, Camedosson senza Dener e San Giuseppe ancora senza Elisandro, senza l'imperatore ancora. Sì, sono due squadre che giocano entrambe molto bene, sono due squadre simili per quello che riguarda la loro fase difensiva, entrambe attuano una difesa fatta di molte letture con cambi di marcatura ripetuti, quindi sarà una partita sicuramente affascinante dal punto di vista tattico. Credo che la Came, proprio per continuità, sia la squadra che esprima il futsal più interessante, almeno di quelle viste finora. Murilo sbaglia da passaggio per Belsito è la bandiera della Camedosson. 6 stagioni con questa maglia dalla Serie A2, ha realizzato un gol importante con la vittoria della Coppa Italia di Serie A2 nella Final 8 di Pesaro nel marzo del 2015. Intanto Alex va da Follador, se la porta sul mancino per intercetto di Tiago Grippi. Came protagonista anche di una partita in settimana, una partita stupenda, una partita con l'acqua e sapone
finita con un numero innumerevole di reti, veramente un risultato incredibile che ha fatto storcere il naso a qualche amante della tattica più pura, quella che non prevede tanti errori difensivi, però credo che il compito del futsal sia anche quello di appassionare coloro che si trovano anche a girare un attimo per vedere la partita, l'andamento della gara, e quindi vedere una gara con 19 gol in 40 minuti effettivi credo che sia comunque alquanto spettacolare. Bel sito. Va da Murillo di prima per Giapavieira che entra in area, tenta la conclusione con l'intercetto di Duarte, primo calcio d'angolo in favore della Camedosson. Giapavieira che è il capocannoniere grazie proprio a un poker realizzato martedì contro l'Acquestapone con 10 reti, nuovo leader della classifica. Marcatore, un giocatore davvero che è esploso negli ultimi 2 anni. Sì, ma Giapa è fortissimo, io lo ricordo, lo stimavo tantissimo già da quando era a Corigliano, ora sta facendo benissimo, probabilmente in questa stagione lui e Well sono i migliori pivot che abbiamo visto, aspettando logicamente la crescita di Cimagnigno, aspettando l'avvento in campo di Elisandro, ancora un po' la crescita di Ghi, però diciamo sono i giocatori che abbiamo visto più incisivi in questo campionato. Intanto non si intendono Alex e Faladora, parte con Molitierno che anticipa Pedrigno, poi dopo parleremo anche delle convocazioni perché da domani parte il raduno a Coverciano di mister del CT, di mister Massimiliano Bellarte. Molitierno è tra i convocati, poi andremo anche a leggere tutti gli altri. Intanto bel sito, Murillo. Sì, i 2 portieri sono entrambi con anche Pietrangelo e fra i convocati. Rimessa per il San Giuseppe, Follador va da Giapa Duarte sull'out di destra, punta a bel sito, l'imbucata perfetta per Alex che rientra, torna da Lipe Follador, 1-2 che non si chiude il passaggio di Alex, un po' lungo per Follador, lascia scorrere Grippi. Rimessa per il Real San Giuseppe, per la Camedosson, scusate, Grippi, Murillo, Pietrangelo di prima, intercetto di Duarte che va subito da Follador, attaccato da Murillo, torna da Pedrigno, Follador, Duarte, Alex, non si è inteso con Duarte che poi lascia il posto a Mario Imparato. Sì, ho visto che è stato stesso Giapa Duarte a chiedere il cambio al mister, probabilmente deve risolvere qualche problemino. Alex, dopo il colpo di testa di Pedrigno, torna da Follador che apre il destro, la deviazione di Grippi, primo calcio d'angolo anche in favore della squadra di casa che non riesce a schierare Lisandro, ancora sprovvisto di transfer. Siamo tutti in attesa, tutti gli appassionati in attesa, noi che qui abbiamo la fortuna di poterlo ammirare anche da vicino, forse siamo ancora più trepidanti. Il destro di Alex, il gol di Pedro Godes, 1-0 per il Real San Giuseppe che sblocca il punteggio al terzo minuto, schema perfetto degli uomini di 111. Sì, un bellissimo schema nei tempi giusti, preciso, ottima la palla di Alex se il San Giuseppe è in vantaggio. Primo gol stagionale per Pedrigno. Sbaglia intanto Grippi, riparte proprio Pedrigno e va da Follador che vuole rientrare sul mancino, perde un tempo di gioco, questa sì che poteva essere una buona occasione per il Real San Giuseppe. Sì, ha sfruttato, Follador ha sbagliato un attimo nel primo controllo, ottima la palla di Pedrigno, la posizione che la palla messa a Follador. Alex torna da Molitierno che va da Follador, l'intercetto di Giapavieira si complica un po' la vita e arriva l'1-1 di Grippi. Errore difensivo del Real San Giuseppe e arriva il pareggio della Camedosson con il secondo gol stagionale di Grippi. Sì, ha fatto un peccato, un errore da parte un errore di Follador e subito approfittato dalla Came, peccato per il giocatore che è inciampato in un errore. Imparato, Follador, Molitierno, Imparato, Pedrigno, salta, bel sito, va via, Pedrigno, ancora Pedrigno, fallo di Murillo, primo fallo e primo cartellino giallo del match. Siamo
particolarmente ispirato Pedrigno oggi, nei primi passi molto veloce, un giocatore che sembra iniziare a ritrovare la condizione dopo, come ho detto già la settimana scorsa, dopo i tanti giorni impegnato con questo virus. Sì, ricordiamo che Pedrigno ha recuperato da neanche proprio oggi, fa 2 settimane dal suo recupero. Ora è entrato anche Ugherani, che è il terzo giocatore praticamente oggi in campo convocato da Bellarte. Calcio di punizione va Alex, siamo entrati nel quarto minuto, già 1-1. Parte Alex, il destro con la respinta proprio di Ugherani, rimessa in zona d'attacco per il Real San Giuseppe. Alex, pressato da Giappaviera, torna da Follador che va da Imparato. Ancora Lipe Follador, Pedrigno. Alex col destro, fa buona guardia, Grippi l'autore dell'1-1. Subito la risposta della Camedosson al vantaggio di Pedrigno. Lipe Follador torna da Moliterno. Imparato, intercetto di Grippi, poi il tentativo di Ugherani, palla sul fondo, esce Follador, entra Portuga, è pronto anche Max De Luca. Sì, anche perché uscendo Follador aveva bisogno comunque il mister di un mancino in campo, quale Massimo. La tiene in campo De Luca, l'ultimo tocco è di Belsito, la rimessa è in favore. È una bella partita, Carmine, come sì, già avevamo pensato alla vigilia, una bella partita, i ritmi sono anche abbastanza sostenuti. Entrambe le squadre stanno cercando comunque di fare loro la gara, atteggiamento spavaldo sia della Cami che quello del San Giuseppe. Intanto Belsito col destro, la deviazione di De Luca è pronto, intanto Leandro Cimanghigno, San Giuseppe con una news, la maglia. Oggi è stata messa da parte la classica che ovviamente addosso ai portieri. Ugherani, Grippi, va da Vieira che si gira, poi De Luca al tocco di Ugherani, gioco pericoloso da parte dell'ex giocatore del Lido di Ostia, uno dei protagonisti della cavalcata del Lido di Ostia in A2 con 15 reti, poi l'anno scorso firmò per la Camedosson. Alex, De Luca, Portuga, 1-2 che si chiude con Alex, ancora Portuga che salta, Grippi, poi Grippi intercetta la sfera, un po' di confusione, poi Portuga sbaglia il passaggio per Imparato, rimessa in zona d'attacco per la Camedosson. Sì, Ugherani è un ragazzo che è cresciuto molto, è cresciuto tanto. L'impatto con una squadra più forte, fuori da quello che è il suo contesto anche abitativo, non lo ha proprio turbato. Un giocatore che gioca ha tante buone caratteristiche, sa stare molto bene in mezzo al campo, conosce il gioco, è bravo a fare il quinto di movimento sia ad attaccarlo che a difendere. Un giocatore importante sia per la Cam che per il futuro della nostra nazionale, considerando che è un giocatore del 95. Intanto Belsito, Moliterno in 2 tempi. Scontro tra Ugherani e Portuga. Questa è la palla che può mettere in difficoltà la Came, come quella della Came e poter mettere in difficoltà San Giuseppe quando riescono a tagliare in verticale la prima linea. Bisogna avere il coraggio di provare a giocare in quello spazio. Cimanghigno, eccolo qui, penetrato. Portuga, De Luca, Cima, il tocco ancora per Portuga. Imparato, possesso prolungato del San Giuseppe. Carmine è entrato anche uno che qua abbiamo visto giocare Edgar Bertoni, centinaia di volte. tra poco parleremo della storia e dobbiamo perdere alcuni minuti per raccontare la storia di Edgar Bertoni. Intanto la recupera Juan Fran, la finta a rientrare, però c'è Portuga che va da Molitino, pressato da Bertoni. Bertoni 9 e sottolineo 9 finali scudetto di fila, l'ultima con l'acqua e sapone. Incredibile. Ma poi si è trovato in alcune, mi ricordo quando andò al Caos, che il Caos non l'aveva mai fatta la finale scudetto, con lui è riuscito a farlo, è un giocatore veramente fortissimo, un campione assoluto. Ugherani, intercetto di Imparato, scambia con Portuga, va via il 49, torna da Max De Luca, è pronto nuovamente Duarte che ha risolto i suoi problemi. Imparato di prima per Portuga che sbaglia perché scivola, intanto Juan Fran, Moliterno in 2 tempi, lancio lungo per Cima, marcato da Espindola. Qui possiamo
rivivere lo stesso scenario con Spinina quando Cima in campo entra Espindola, che è il gemello di Carlos Espindola, il portiere del Poso Murcia, che abbiamo visto anche qui altro fenomeno. a Cerco, altro fenomeno che è passato da queste parti. Pedro è un giocatore bravo, un giocatore con grandissima fisicità, che quindi giustamente il mister Silvio Rocha utilizza per cercare di tenere a freno Leandro Cimanghigno. Eccolo qui, Leandro Cimanghigno, palla per De Luca che se la vuole portare sul mancino. Cam è una squadra molto fisica, molta dal punto di vista muscolare, proprio strutturata bene. Ripeto, è una squadra importante, una squadra di qualità, è una realtà oggi del calcio a 5 italiano. De Luca, Duarte, Cima, 1 contro 1 con Espindola. Torna da Giappa Duarte, Portuga, palla al centro, Bertoni ci mette una pezza, la sfera resta lì, poi ancora Bertoni, c'è Cima. Anche Portuga sembra abbastanza pimpante oggi. Duarte, attaccato da Juanfran, arriva il fallo del talento, classe 1999, cantera del Barça. Tante qualità di questo ragazzo, si vede la maniera in cui sta in campo, come tocca il pallone, è giovane, molto giovane, si deve adattare ai ritmi del nostro futsal, trovare, diciamo, una sinergia con gli altri compagni di squadra, però si vede che è un giocatore che ha qualità nei piedi. Duarte, Portuga, va da De Luca che si fa vedere tra le linee, ancora Portuga che punta senza aver paura. Bertoni, l'ultimo tocco è del 15 della Came. Cima, Duarte, Portuga, Moliterno, siamo entrati nell'8° minuto, il lancio di Moliterno per il suo collega Pietrangelo. Bertoni, l'imbucata, capisce tutto Giappa Duarte che poi si invola. Scontro con Bertoni legale, riparte la Came con Espindola. Juanfran, Ugherani, il tiro deviato da Duarte è l'unico in campo di quelli che ha iniziato praticamente dei due starting five, il primo ad essere rientrato nelle rotazioni di entrambi i mister. Palla fuori, il destro con la parata di Moliterno, ci ha provato Juanfran quando siamo entrati nel 9° minuto di questo primo tempo. 1-1, il botta e risposta tra Pedrigno e Tiago Grippi. Intanto il calcio d'angolo per la Cam è pronto, anche ho visto azioni, un giocatore ancora non era entrato, un giocatore sempre nel giro della nazionale, a testimonianza della qualità dell'organico veneto. Bertoni se la porta sul mancino, torna da Espindola. Juanfran, non salta Duarte, tende il movimento di Portuga che arriva, però si allunga la palla. Ugherani torna da Pietrangelo, Espindola, 11:35 da giocare. Bertoni, Juanfran, ancora Espindola, Ugherani di prima per Juanfran, buona l'idea, meno l'esecuzione. Sì, ha provato a mettere una bella palla, era anche l'unica chance che aveva, visto come era pressato da Portuga. Aveva un tempo di gioco, ha provato a girarlo col suo sinistro, ma Bertoni non aveva diciamo preso la profondità ed era rimasto nella stessa linea di passaggio. Moliterno, lancio lungo per Cima, Espindola fa buona guardia. Rimessa in zona d'attacco per il Real San Giuseppe con Duarte che va da De Luca, il mancino, grande risposta di Pietrangelo. Bella palla, bel tiro e bella pure risposta. San Giuseppe sempre pericoloso sulle palle inattive. De Luca, sì, è vero. Pedrigno, l'imbucata per Cima che non riesce a tornare da Pedro Guedes e la palla arriva dalle parti di Moliterno. Lancio lungo, c'è Cima, stoppa, riesce comunque a tornare con un guizzo da De Luca. Cima, Duarte, Max De Luca, passaggio intercettato, c'è Juanfran, la sovrapposizione di Azzoni. Bertoni, grande risposta di Moliterno.
Bella palla di Juanfran, ha tirato molto bene Bertoni che ha aperto il piattone, ma Moliterno si è fatto trovare pronto come spesso gli succede. Secondo angolo per la Camedosson, 10:42 da giocare. Bertoni, il destro di Azzoni, altro giovane davvero interessante, classe 95, prelevato dalla Fenice dopo l'esperienza al Meta Catania. Intanto non si intendono Espindola e Giapavieira. Camedosson che ha confermato tutto il gruppo della scorsa stagione, eccezione fatta per Igor che è andato in Spagna, sì. Poi ha preso Dener che oggi è infortunato dopo l'ottima stagione al Ciampino, l'ottima seconda parte di stagione con il Latina, ed Espindola che l'anno scorso era al Meta Catania. E la Came lavora tanto sulla continuità di uomini in maniera tale che poi può avere anche una continuità tattica, che è quella là che prima ho evidenziato. Duarte, non salta Vieira, Pedro Guedes, Folador rientrato, pronto Alex, Duarte di prima per Cima, ancora di prima per Duarte, il tocco di Juanfran che anticipa Pedrigno e Pietrangelo evita il calcio d'angolo, lancio lungo con Vieira che la mette a terra. Torna da Juanfran, il destro addosso a Cima e lascia il campo ad Alex. Esce anche Juanfran, escono i due numeri 10. Sì, purtroppo per il San Giuseppe ancora non si riesce a vedere Alex con Cima. Abbiamo detto la precedente telecronaca che praticamente sono due riferimenti offensivi per Mister Cintonzi, i due giocatori più offensivi, quindi per cercare di avere sempre uno dei due in campo è difficile poterli vedere insieme. Intanto la parallela di Belsito per Azzoni con Duarte che lascia scorrere Moliterno, va ad Alex. È rientrato Belsito quando è uscito ormai il gioco delle coppie. Sì. Folador, Duarte, si fa vedere Alex, rientra sul destro Duarte, Folador, Pedro Guedes, Duarte, 9 e 10 da giocare. Alex, Duarte, buona l'intenzione, meno l'esecuzione, il passaggio di Duarte per Folador. Era un cambio di campo intelligente, però non è riuscito a dosare la forza del passaggio. Ora riesce Duarte ed entra in parata. Tanto richiamo da parte del primo arbitro Vincenzo Brischetto della sezione di Acireale, il secondo è Massimo Tariciotti della sezione di Ciampino. Il crono è diretto da Giovanni Beneduce della sezione di Nolo. Ovviamente presi dall'emozione per il minuto di raccoglimento per Diego Armando Maradona non abbiamo elencato i nomi degli arbitri. Intanto il lancio imparato con esperienza su Giapavieira, poi il colpo di testa di Grippi, la sfera torna a Pietrangelo al suo secondo anno alla Camedosson dopo ben 5 al Pescara. Sì, è un ragazzo che anche lui ha vinto uno scudetto, una Coppa Italia Under 21. È stato protagonista anche in tante gare perché era un'abitudine di Golini farlo entrare per i calci di rigore e quindi in qualche finale, tra le tantissime finali che hanno vinto. Intanto scusami, Pedrigno va via il destro, palla sul fondo. Oggi Pedrigno è davvero scatenato. Sì, finora è il migliore in campo in assoluto per entrambe le squadre, molto attento nel recuperare palla e poi portare la transizione. Il lancio di Pietrangelo imparato, anticipa Giapavieira, poi la giocata di Follador che va via, ancora Follador, non c'è fallo, riparte la Camedosson con Giapavieira che allunga per Moliterno. Pedrigno classe 1996, giocatore formato italiano. Questo è importante sottolineare perché Pedrigno gioca come se fosse un italiano, quindi il suo valore è molto più alto ancora. Oggi ma sta particolarmente in condizione, sta recuperando, si sta vedendo il giocatore che si era visto non soltanto a San Giuseppe, ma si era visto anche a Latina, che si era visto con Verità, è un giocatore importante. Cresciuto anche nella Luparense, quindi imparato. Follador
intercettato il passaggio di Follador con Grippi che va subito da Vieira, che punta imparato, va via Giappa Vieira, se la porta sul destro, Moliterno in calcio d'angolo. Quando Vieira ti punta è difficile, Dolori. Molto difficile, perché si può andare sul sinistro oppure rientrare sul suo piede forte come ha fatto in questa occasione, ma è molto bravo perché ha una condizione della palla ottima, con la palla sempre molto vicina al piede, anche se Imparato lo sta marcando comunque molto molto bene. Ricordiamo, Mario Imparato la sua prima esperienza in Serie A. Palla al centro, la spalla di Imparato, poi Vieira va da Belsito, l'1-2 non si chiude, riparte il San Giuseppe con Portuga, c'è anche Alex, poi recupera, poi sbaglia Portuga, Pietangelo in calcio d'angolo, aveva sbagliato Grippi. Improvviso il tiro di Portuga, e poi un giocatore destro però che calcia molto molto bene col sinistro. Anzi di Azzoni e non di Grippi l'errore, calcio d'angolo il secondo per la squadra di Andrea Centonze, quando mancano 7:44 dopo un inizio clamoroso. Le squadre adesso tendono a studiarsi. Sì, sì. Alex va fuori da Cima, addosso a Vieira, e Cima non fa uscire la palla e torna da Portuga. Imparato saggiamente da Moliterno, pressato da Vieira, ancora Alex che salta Azzoni, questa è la giocata di Alex, ancora Alex che vince il rimpallo, palo! Ma che giocatore è Alejandro Yepes, Balsalobre nella sua zona di campo, dalla sua mattonella, una bellissima giocata, la prima, seconda anche aiutato da un pizzico di fortuna, ha calciato benissimo, la palla è andata sul palo. Il lancio per Giappa Vieira che lotta con Imparato, va da Murillo, palla per Belsito che si divora davanti a Moliterno. Il gol sì, del Portuga 2-1. se l'era perso e Belsito è arrivato bene sulla palla, Murillo ha messo una grande palla, un gol sbagliato abbastanza netto. Moliterno, Alex esagera però gli viene bene, ancora Alex. Carmine, appena abbiamo parlato di fase di studio, sono stati 20 secondi dove potevano fare un gol a pari. Portuga, Cima attaccato da Belsito, questa volta resta in campo il numero 2 capitano della Cam, e poi il lancio per Cima, Pietangelo la fa sua. Ora abbiamo possiamo vedere Alex e Cima insieme. Grippi di prima, Vieira sbagliato, c'è Alex che salta a Murillo però si allunga troppo. Ora un questa quintetto volta abbastanza offensivo per il San Giuseppe, perché dall'altro lato c'è anche Portuga che uno portato a spingere. 6:41 alla termine. Vediamo se del primo tempo. Resta ancora in panchina. Grippi, Belsito, Murillo, ancora Giappa Vieira, ancora 1 contro 1 con Mario Imparato. Imbucata, Portuga la fa sua, poi la recupera il numero 12, il rimpallo favorisce Imparato dopo lo scontro con Alex. Moliterno, lancio lungo, non ci va nessuno e la palla termina fuori. Queste sono quelle partite, sai, che il Palacercolo alle ore 18:30 poteva essere pieno, purtroppo per ovvi motivi. Sì, è l'orario in cui praticamente finiscono anche le partite dei campionati regionali, si è soliti venire qua per vedere le squadre di Serie A. Speriamo che si torni. Che quanto prima possiamo tornare a una assolutamente sì, da tutti i punti di vista. Moliterno, la deviazione di Giappa Vieira, capocannoniere, lo ripetiamo, di questa Serie A nel restart, 10 reti, 4 ne ha realizzate solo martedì contro l'Acqua Sapone. Intanto Murillo, Moliterno la tiene lì, la sfera arriva a Vieira, poi il mancino di Grippi, palla alta, Came pericolosa. Sta spingendo molto la Came, ha avuto 2 o 3 occasioni importanti, sta spingendo tanto. Questo, ecco, Centonze chiama il time out, si è reso conto che in questo momento all'inizio la partita era più a favore degli ospiti. Il Real San Giuseppe, davvero una gran bella partita. Andiamo, come detto, a leggere i convocati di questo raduno che partirà domani a Coverciano e terminerà il 6 dicembre. L'8 dicembre poi ci sarà la 9ª giornata che inizialmente era prevista
per sabato 6 è stato posticipato all'Immacolata con il San Giuseppe che andrà a Mantova. Poi andremo a vedere anche l'impegno della Camedosson, i portieri Mammarella, Moliterno e Pietrangelo, quindi i due si stanno affrontando. Poi la grande sorpresa, Simone Achilli dell'Olympus Roma, squadra che sì, è un giocatore che io ho avuto pure modo di visionare per un progetto sempre con le nazionali. È un ragazzo molto molto valido, è un 2001, cioè che sta facendo molto molto bene. Questa testimonianza che Bellarte è molto attento anche verso le categorie, non soltanto la Serie 1. Se un giocatore, soprattutto un giocatore nato in Italia, in A2, fa bene, soprattutto a minutaggio, perché a volte noi siamo portati a vedere si parla del giocatore italiano, ma quanti minuti fa? È importante per un allenatore di una nazionale poter disporre di un giocatore che è abituato nelle proprie squadre di club ad essere in campo in momenti importanti, non soltanto in particolari momenti della gara. Intanto va via Portuga dopo l'1-2 con Pedrigno. Portuga, palla sul fondo, poi completeremo il discorso anche per le convocazioni di Bissoni, di Ghi, il bomber dell'acqua e Sapone. Ci sono tanti argomenti che poi tratteremo durante la partita. 5 minuti e 50 secondi al termine del primo tempo, 1-1 tra Real San Giuseppe e Camedosson. Spindola, ottima giocata, vince lo scontro fisico con Alex, va da Bertoni che la sua mattonella, Moliterno dice di no, poi Pedrigno la mette fuori. Ancora Came, molto pericolosa dalle parti di Moliterno. Bene, ottima frazione questa qua della Came, 4-5 dopo il palo di Alex è salita in cattedra dalla squadra di Silvio Rossi. Palla fuori, questa volta sbaglia e Spindola per Bertoni, pronto De Luca per Centonze. 5-33 al termine del primo tempo. Alex, Moliterno pressato, pressione altissima della Camedosson. Sì. Pressione altissima, è una squadra che lo sa fare bene, pressa in questa maniera, questo 2-1-1 con due giocatori in pressione all'intermedio. Intanto Duarte subito da Pedrigno che si gira, Pedrigno, Pietrangelo. Bravo anche Pietrangelo, molto molto attento. Bella palla di Giapa, si è girato bene Pedrigno e Pietrangelo ha risposto alla grande. Altra occasione per il 30 del Real San Giuseppe che oggi sembra davvero indiavolato, e questo è altro materiale per Bellarte. Sì, Pedro assolutamente Guedes. sì. Duarte, palla fuori per Portuga che sbaglia il controllo, la regala a Spindola che poi Murillo regala palla ad Alex a sua volta. Ancora Alex contro Giapavera, va via Alex, la giocata di Alex che poi viene raddoppiato, apre per Duarte che va di prima da Pedrigno. Grandissima giocata di Alex, sia nell'1 contro 1 ma per la palla con l'esterno che ha fatto passare in mezzo alle gambe cambiando campo su Duarte, che comunque ha messo anche lui una buona palla, peccato un pochettino dietro. Colpo di testa di Duarte che voleva il fallo per la spinta d'esperienza nonostante la giovane età di Juanfran. Rimessa in zona d'attacco per la Camedosson, Duarte protesta. Duarte si fa sentire, Duarte è un giocatore che... Già due ammonizioni in due partite, la prima non l'ha manco giocata, era in panchina ed è stato ammonito per protesta, anche la seconda per protesta. Sì, è uno che parla molto, si fa rispettare e anche molto rispettato dagli arbitri. Bertoni, la deviazione quando si esagera. Poi lancio lungo di Moliterno, il colpo di testa di Cima che non la tiene in campo. Poi tra poco andremo anche a leggere un po' i risultati perché si sta giocando gran parte dell'8ª giornata. Già si è giocato Pesaro Signor Prestito, col Pesaro impegnato in UEFA Futsal Cup. Sì, fu una partita bellissima quella, 2-2. Una partita veramente molto bella. Portuga, Pedrigno sbaglia il controllo, c'è Juanfran, lotta con Portuga, poi Duarte anticipa Bertoni, Cimanghigno mette ordine, riparte il San Giuseppe, torna splendidamente da Duarte, il mancino sul fondo. Credo che gli abbia preso il piede nel momento in cui stava calciando. Infatti si è fatto anche male Juanfran in ripiegamento, ha colpito Duarte mentre calciava. 3-2 del Petrarca terminata con il Meta Catania, quindi altri 3 punti per la squadra di Giampaolo. Vince anche il Genova 3-2 contro l'Aniene, prima vittoria in campionato del Genova. Ieri la Feldebole ha battuto 3-0 il Mantova. In corso Lido di Ostia acqua e Sapone 2-5, in corso anche Color Max Pescara Sandro Abate 1-2. 4-25 al termine, Bertoni 1-2 che non si chiude, c'è Duarte. Padova che interrompe quindi la
la marcia del Meta Catania che veniva da 4 vittorie consecutive. Cima intanto Pietrangelo dice di no. Murilo. E la Nene invece, che dopo la sconfitta qua a San Giuseppe, che poi si è dovuto fermare per un problema, un caso di positività all'interno del gruppo squadra, ha ripreso oggi con una sconfitta. Il destro di Belsito addosso a Pedrigno. San Giuseppe che era impegnato venerdì scorso sul campo dell'Acquesapone, partita rinviata come da protocollo. Il San Giuseppe deve recuperare 5 gare. Belsito, mentre la Camedosson una, quella col Mantova. Intanto la giocata di Juanfran, Moliterno non ci pensa due volte, spara via 3,58 dal termine del primo tempo, sempre 1-1 qui al centro sportivo di Cercola. Pietrangelo, l'imbucata per Lugerani che sbaglia il controllo, c'è Pedrigno, va via Pedrigno, ancora Pedrigno, il mancino, Bertoni gli dice di no, gli sbarra la strada, resta in avanti il San Giuseppe, Pedrigno alimenta per De Luca che va da Cima. Pedro Guedes, Duarte, buona la palla per De Luca, non si è inteso con il numero 7 del San Giuseppe, rientra Lipe Folador. E ora per la prima volta il San Giuseppe non ha né imparato né Duarte in mezzo al campo. Sarà Folador a il centrale. l'ultimo. Juanfran, Bertoni, ancora Juanfran, sbaglia il passaggio per Ugherani, rimessa per il San Giuseppe. Pedrigno, Follador, ancora Max De Luca, parallela per Pedro che va nel cerchio di centrocampo e va da Cima. Follador, Cima, fallo netto di Belsito su Cimanghigno, blocco da parte del numero 2, capitano della Camedosson, quarto fallo per la squadra di Silvio Roccia. Vediamo se il San Giuseppe lo sfrutta con qualche giocata. Probabile. Ora è entrato Portuga. Eh sì. Vabbè, penso da dove l'arbitro sta facendo battere a questo punto la punizione, credo che non sia nessuna giocata. Un po' troppo arretrata rispetto al fallo. Veramente è strana questa scelta dell'arbitro. Portuga, De Luca 1-2 che non si chiude, era buono il passaggio di ritorno del numero 7 del Real San Giuseppe, ex Rieti e Lollo Caffè Napoli. Ora gioca anche pure Giabba Veras, giocando di puro con 4-0 la Came, senza punti di riferimento. Si è vista anche in questa rimessa laterale. Bertoni, Belsito, Ugherani, Folador intercetta. C'era la palla di prima da Ugherani, Belsito è riuscito a prendere il tempo tra le maglie della difesa del San Giuseppe. Follador, l'imbucata per Cima che di prima va da De Luca, chiede scusa il numero 10 del Real San Giuseppe. 2:33 da giocare qui a Cercola, 1-1. Ugherani, Bertoni, ancora per Gabriele Ugherani che poi sbaglia, pressato da Portuga. È pronto Alex per Andrea Centonze, entrerà al posto di Cima perché lo ha chiamato e quindi abbiamo il vantaggio anche di ascoltare quello che si dice grazie al silenzio del palazzetto. Folador, Portuga, Cima anticipato da Belsito, la per Ugherani di prima, dopo il tocco di petto per Juanfran. Bertoni difende palla, torna da Belsito che apre il destro, Moliterno in due tempi. Tiene in campo Portuga, poi Belsito addosso a Portuga, va via ancora Portuga, la finta, Pietrangelo lo ipnotizza. Bravo Pietrangelo, bravo Portuga a non calciare subito, se l'è suolata sul sinistro. Grande doppia, grande giocata, sia di Portuga e quella di Pietrangelo. Veramente bravi tutti e due. Portuga, Follador, Alex, ancora per Follador di prima da Portuga, va via Alex, ancora Alex che torna da Portuga, il tocco sotto, ancora Pietrangelo, calcio d'angolo, vince ancora il duello il numero 1. Quanto è cresciuto Lorenzo Pietrangelo? Sì, veramente portiere affidabilissimo. Anche qua qualcuno dei compagni forse voleva da Portuga un tiro più forte, più deciso, però l'idea era giusta. Pietrangelo è rimasto però molto attento. Intanto il tentativo di Alex, resta ancora in avanti il San Giuseppe, 1:40. Colpo di testa di Ugherani, la sfera arriva dalle parti di Follador che lascia scorrere
rimessa in zona difensiva per il San Giuseppe a 1,34. Kame che non vince da tantissimo praticamente, perché ha iniziato con 2 vittorie, poi mi sembra che da allora non ha più vinto. Carmine, non sbaglio. 8 punti le ultime partite, eh sì, 2-2 l'ultima in casa con la Feldi, poi ancora in casa l'ultima al recupero con l'Acqua e Sapone 9-10, il pareggio sul campo del CMB alla Prima quinta ancora perse con la Niene. 4-1, non vince dalla seconda giornata, 5-2 alla Sandrabate dopo l'esordio vincente di Salsomaggiore contro la Meta Catania per 4-3. 8 punti per la squadra di Silvio Roccia che, ripeto, deve recuperare la gara con il Mantova. Mantova che ieri è tornato in campo dopo oltre 20 giorni di assenza, ha perso 3-0 su un campo di un'ottima Feldi. Intanto va via De Luca, voleva il quinto fallo che non c'è stato. Sì, bella Feldi ieri, una vittoria, ho avuto modo di vedere la partita, una vittoria meritatissima da parte della squadra del presidente Di Domenico. Mantova che ha subito tutti quanti all'inizio nell'opening day di Salsomaggiore. Duarte, Follador, ancora Duarte, tocco di azioni forse con la mano, un po' troppo ravvicinato, anzi il secondo arbitro Tariciotti di Ciampino dice col petto, indica il petto. Molitirno, lancio lungo per Portuga che sbuca alle spalle di Grippi, poi sbaglia il controllo, il numero 89. Rimessa per la Came, ultimi 54 secondi. Alex per 2 o 3 volte si è andato a posizionare in mezzo praticamente tra le due linee di difesa, non è stato servito, però sta cercando di leggere qual è la posizione migliore per poterli fare male. La rimessa è per il Real San Giuseppe, ci ha provato, ci sta. Sì. I giocatori ci provano in queste circostanze. La rimessa no, l'arbitro dice che l'ha fatta ripetere perché praticamente ha battuto troppo avanti, quindi inizialmente l'aveva data alla Came. Chissà, risolto il rebus, chissà cosa è successo. Dell'errore l'arbitro ha cercato di rimediare così. Alex va da Portuga, la deviazione di Giappa, ancora Portuga, c'è Grippi e Spindola, va via e Spindola, lotta con Duarte, poi Follador ci mette una pezza, riparte il San Giuseppe con Alex che punta Tiago Grippi, 1 contro 1, c'è anche il raddoppio di Vieira e poi non arriva, quindi Alex arretra. Duarte, 20 secondi al termine del primo tempo. Alex, ottima palla per Portuga che sbuca Pietrangelo. Ha messo una palla incredibile Alex, una palla geniale. La tiene Vieira, finisce un bel primo tempo qui al centro sportivo Cercola, 1-1 tra Real San Giuseppe e Came del Son. Al gol iniziale di Pedro Guedes ha risposto subito Grippi. Sì, una bella partita, probabilmente il pareggio è il risultato più giusto per quanto si è visto in questi primi 20 minuti effettivi di gioco. Speriamo che il suo tempo sia su questi stessi livelli, anzi possa anche incrementare. Ci vediamo tra poco, sempre qui in diretta da Cercola per la ripresa su PMG Sport Futsal di Real San Giuseppe. Came del Son.
Siamo nuovamente in diretta qui a Cercola per la ripresa di questa sfida valida per l'8ª giornata del campionato di Serie A Futsal. Tutto pronto, San Giuseppe da sinistra verso destra, Camedosson da destra verso sinistra. Leggevo un po' di commenti sulla diretta, effettivamente il pantaloncino dell'arbitro molto simile al pantaloncino e la maglietta della Camedosson, un po', sì, giusto, un po' strano. Giusto. Non ci avevo riflettuto neanche io, ora che me l'hai fatto notare. Siamo molto impegnati sulla parte tattica nel raccontare la gara, ci è sfuggito questo particolare, effettivamente può essere è vero, infatti un problema. Una palla di Giapa Viera prima che l'ha allungata all'arbitro. Leggevo un po' perché vi leggiamo un abbraccio virtuale anche ai tanti tifosi della Camedosson, ai tifosi del Real San Giuseppe che l'anno scorso hanno sempre riempito il Palacoscioni di Nocera Inferiore. Grande amore per questa squadra, purtroppo le norme vietano l'ingresso dei tifosi. Duarte, palla fuori con Pietrangelo che si scontra con Vieira. Hanno desiderato per tutto l'anno di poter vedere San Giuseppe in Serie A con un campionato che è stato praticamente una marcia trionfale dall'inizio alla fine. Posso dirti che i percorsi di San Giuseppe e Camedosson sono molto simili. Entrambe le squadre sono partite dalla Serie D. La Camedosson è una società che è nata nel 2002. Ha fatto quasi lo stesso percorso, un po' più lungo rispetto al San Giuseppe che è nato nel 2011, poi preso dalla famiglia Massa nel 2013, è arrivato in Serie A in 7 anni. La Camedosson ci ha messo 14-15 anni, però è davvero molto simile il percorso. Dopo lo andiamo a spulciare. È bello perché sono due squadre che comunque hanno vinto dei campionati per arrivare dove si trovano. Sì, la Camedosson ha vinto la Serie D, la C2 e la C1, poi nel corso degli anni ha vinto anche, come abbiamo detto prima, una Coppa Italia di Serie A2 con il gol di Belsito nel marzo del 2015 a Pesaro contro l'Imola in finale. Al San Giuseppe manca proprio la Coppa Italia di A2 perché l'anno scorso è stata sospesa, poi ha vinto quella di C, quella di B che l'ha riportata in campagna, quella di C per 2 volte, poi anche quella di D. E con la qualità che aveva lo scorso anno il San Giuseppe in A2 probabilmente c'era una Final Four davvero molto interessante quando fuori grotta nuovamente il Città di Massa e il Cobà. Davvero che peccato non averla vissuta. Murillo, Grippi, ancora per Murillo e Spindola. Ottimo Duarte nell'anticipo. Il lancio per Portuga che torna da Alex. Duarte. Ancora Pedro che lotta con Grippi. La rimessa per il Real San Giuseppe in zona d'attacco. Alex. Giopa Duarte. Alex. Pedrigno punta Grippi, non lo salta, il tocco con la gamba destra del numero 20, rimessa per la squadra di Centonze. Quanto è bello vedere Alex in mezzo al campo per come si muove, è un professore. Eccolo qui Alex con una finta salta Grippi, però deve rientrare ancora a duellare con Grippi, va da Duarte. C'è Portuga. Giappa Duarte. Pedrigno attaccato da Murillo. Ancora per Alex il movimento di Portuga che viene premiato, non riesce a calciare. Altra perla di Alex che vede davvero spazi che non esistono. È vero, è verissimo, vede spazi prima degli altri, prima che si creano. Non era facile per Portuga. Duarte. Poi lo sbaglio di Murillo. A proposito, abbiamo parlato dei 6 anni di Belsito alla Camedosson, parliamo anche dei 6 anni di Silvio Rocia alla Camedosson. Davvero un percorso straordinario del tecnico con questo club. Intanto l'errore, c'è Vieira, se la porta sul mancino col petto Moliterno. È l'allenatore credo più longevo, no, Carmine, in questa Serie A. Ha legato il suo nome a questa squadra e sta facendo bene, sta facendo molto bene. L'imbucata di Grippi per Espindola che si gira e va ad un passo dalla 2-1. Bellissima giocata di Espindola, giocata da pivot navigato quale non è. Giappa Duarte. Sta rischiando ha 2-3 rischiato, errori poi il San Giuseppe in uscita. Rimessa per la Came con Murillo che va da Grippi e Spindola. L'imbucata per Giappa Viera che la tiene in campo, vince anche il rimpallo. Ancora Grippi, Murillo, la giocata su Alex, Pedrigno fa buona guardia, lancio per Duarte ma la sfera
arriva a Pietrangelo, lancio lungo a sua volta per Espindola, ancora in versione pivot, va da Murillo, Grippi, avanza il numero 20, se la porta sul mancino, punto a Portuga, poi torna Duarte, l'ultimo tocco è del capitano che lascia il campo ad Imparato, è pronto anche Lipe Follador per probabilmente per Portuga, oppure Pedrigno, pure perché San Giuseppe in questo momento non ha Mancini in campo. Il mancino poi di Murillo, il tocco di Imparato, resta in avanti la Camedosson. Murillo, palla al centro, Imparato per Alex, non si intendono, poi Portuga lotta, la rimessa ancora per la squadra di Silvio Rocha che resta in avanti. Il tentativo di Giappa Vieira con intervento di Portuga, primo calcio d'angolo di questa ripresa in favore della Camedosson. Una partita, ricordiamo, una partita lunghissima, perché poi la Came, infatti il primo tempo è durato tanto, quasi un'ora, ma anche lunga nel tipo di... Intanto Moliterno dal calcio d'angolo la mette fuori, Imparato, resta in avanti la Camedosson. La Came ha dimostrato che le partite per lei non finiscono mai. Contro l'Acqua Savona è stato per ben 2 volte sotto di 4 reti, ha avuto la forza di recuperarla sia quando ha messo, intanto ancora sia Espindola, col power play quando l'ha dovuto giocare lei, sia quando ha dovuto subire, ha segnato. ricordando che la Camedosson era passata in vantaggio con l'Acqua Savona, per una partita proprio incredibile. Carmine, vero, se non sbaglio aveva segnato l'1-0. Stavolta Spindola anticipa Pedro, Follador ci mette una pezza, Anzino, poi Grippi di prima per Vieira, ma c'è un fallo, credo di Follador, che verrà accumulato adesso. Primo fallo di questa ripresa per il Real San Giuseppe. Martedì c'è stata la diretta sul sito, sul portale www.pmgsportfutsal.it. Gran bella partita con 19 reti. Il destro ancora con la risposta di Moliterno, credo abbia calciato Azzoni. No, Tiago Grippi. Palla fuori per il tiro di Tiago Grippi, che è dotato di un ottimo tiro. Intanto ancora Murillo sull'esterno della rete. Difficile da là poter segnare per Murillo, troppo chiuso. Moliterno, Pedrigno, lancio per Alex che la difende benissimo. Dall'attacco di Belsito, legale, leva il fallo, il 19 al limite. Rientra De Luca al con le posto mani di Pedrigno. molto attaccate alle spalle di Alex. Alex alla battuta, va da Follador, tocco di Belsito, rimessa ancora in zona d'attacco per la squadra di Andrea Centonze. De Luca, intercetto di Vieira, è davvero molto bravo a pressare così. Sì, bravissimo, è una delle sue caratteristiche che sta migliorando nel corso degli anni. De Luca, Follador, intercetto di Belsito, lotta Follador, l'ultimo tocco dell'argentino della Camedosson, poi c'è Alex, pronto Cimanghigno per Andrea Centonze. Molto bravo in questi cambi, che solitamente che diventano dei salti di marcatura quando praticamente la palla viene spostata all'indietro. Alex lotta, Imparato, De Luca, intercetto di Murillo, la sfera torna al numero 7 del San Giuseppe, 1-2 con Imparato, ancora per Imparato, esce bene il San Giuseppe. Imparato torna da Lipe Follador. Cimanghigno appena entrato al posto di Alex. Imparato cerca e trova Cima, che perde palla, attaccato da Grippi. Grippi contro Follador, aspetta l'arrivo di Murillo, il sinistro. Moliterno ci mette le mani, poi De Luca vuole completare il rinvio, se la porta sull'angolo, poi regala palla a Vieira. Brutto errore da parte di De Luca. Il palo. Fortunato il San Giuseppe che la Came non ha sfruttato con la conclusione di Giappa. Moliterno ancora per De Luca, c'è Follador. De Luca avanza, attaccato da Murillo, se la porta sempre sul mancino il 7. Follador, Cima,
con le brutte, con le cattive. Bel sito, però in maniera legale. De Luca. Ecco, questa è la palla in mezzo, la palla che ho imparato 3-4 volte è andata a prendere in mezzo. Questa è la palla che può far male alla Kame. Il lancio di Moliterno per Cima, attaccato ancora dal bel sito. Leandro Cimanghigno, raddoppiato, lotta, la recupera Giapavieira che va da Murillo, 1 contro 1 con De Luca. Il passaggio per Belsito, era buona l'idea. Sì. Belsito non sì, perché la riusciva a tenerla palla in campo. per Giaba Duarte per Giapavieira non c'era più e ha fatto bene a Belsito, forse la lunghezza non è stata giusta. De Luca tra le linee, guarda imparato. 14 minuti e 27 secondi al termine della partita, 1-1 il punteggio qui al centro sportivo Cercola. Follador imparato per Cima, attaccato ancora da Belsito. Doppio rimpallo, la sfera torna a Moliterno. Follador imparato, la deviazione di Grippi, la tiene Vieira che torna da Belsito di prima, buona l'idea, c'è Follador, poi Cima va da Follador, tunnel su Vieira e poi Cimanghigno. De Luca si risistema il San Giuseppe con Mario Imparato, ancora De Luca, Imparato, Cimanghigno. De Luca pressato da Murillo, rischia tanto il San Giuseppe in questo frangente. Moliterno non può giocarla questa palla, stava gridando io no, però non è stato, forse Leandro non è riuscito a sentirlo. Calcio d'angolo per la Camedossone, sarebbe tanto anche Centonza in panchina. 13:35 al termine. Pronti più cambi, perché oltre a Follador credo che sia per uscire pure Imparato, che infatti quasi 5 consecutivi, 5 minuti di grande qualità da parte di Mario Imparato. Bel sito, il passaggio al centro di Giapavieira che non viene raccolto da nessuno, rientra Duarte al posto però di Follador. De Luca va da Moliterno che non è mancino, poi il rimpallo la tiene, si guadagna anche un fallo, il primo. Duarte da Cima, attaccato ancora da Belsito, bella palla per De Luca, rientra De Luca, non riesce a calciare e commette anche fallo. Sbagliato secondo me De Luca in questa occasione, perché la palla era sul sinistro, poteva provare a mettere sul secondo male, ha Imparato che veniva in corsa, invece ha provato a rientrare. Bravo Murillo che a leggere la giocata di De Luca, ha anticipato, si è preso fallo e anche l'ammonizione per Massimo De Luca. Secondo fallo per il San Giuseppe, secondo ammonito del match. Dopo proprio Murillo entra anche De Luca nella lista dei cattivi. Ora esce un mancino e ne entra un altro per la Kame, Ugherani. Belsito, Bertoni, Belsito, alla per Juanfran, attaccato da Portuga, serve Ugherani che va da Bertoni. Duello con Alex, recupera il numero 19, c'è De Luca che va da Alex, ancora Alex che se la allunga, la tira in campo e guadagna. Un calcio d'angolo importante per il San Giuseppe. 12:57 da giocare. Molto bella pure la palla che ha recuperato Alex. Alex ha un modo di andare in pressione veramente bello, perché sceglie il tempo giusto e va preciso sulla palla con l'aggressività di chi vuole recuperare il pallone, non vuole soltanto far sbagliare la squadra avversaria. Portuga, pericolosissima questa palla di Portuga. Bravo Juanfran. Intercetto del 10 della Camedossone. Stava quasi per prendere e involarsi verso la porta. Giappa Duarte alla battuta. Lancio per De Luca che non la tiene in campo. Rimessa per la squadra di Silvio Roccia. Ugherani lotta con Portuga, la rimessa però è del San Giuseppe, l'ultimo tocco è del numero 8 della Camedossone. Bene Portuga che, ripeto, oggi è in condizione. Portuga, Duarte, l'imbucata rischiosa, sbuca alle spalle di Bertoni. Alex, ancora Alex che poi va da Duarte, bella giocata di Alex. Bellissima proprio. Già è partito un secondo dopo, non è neanche una palla facile da capire che venisse messa lì, si è girato su se stesso. Bersito, l'intercetto di De Luca,
lascia scorrere Ugherani. Ugherani torna da Bertoni. Juanfran attaccato da Duarte, ancora Ugherani. Bertoni. Ugherani addosso a Portuga, rischia, la palla resta lì, ancora Ugherani contro Portuga, rimessa dal fondo. Ha rischiato tanto qui Ugherani. Sì, ha rischiato tanto. Portuga è stato bravo in pressione, stava quasi per rubarla, però Ugherani è stato molto bene determinato. Bel sito con l'esterno. Ora la Kame. Momento favorevole al San Giuseppe dopo un grande inizio di ripresa da parte della Kame Dawson, che in 2 circostanze ha sfiorato il gol del 2-1. Duarte. Pedrinho. Alex. Duarte. Il contromovimento di Portuga, ancora bel sito. Pedrinho. Molto bravo Pedrinho, bravissimo. Ultimo tocco di Belsito, ancora Pedrinho. Duarte. Pedrinho. Bravo pure Belsito nell'anticipo. Sta giocando una grande partita. Si parla come una squadra che sta... Intanto l'errore di Alex. Credo che era fallo di Mani qua, si divora il 2-1. C'erano le proteste di Alex. In ogni caso ha sciupato un'azione clamorosa la Kame. Ripeto, la Kame è una squadra che sa stare bene in campo, è una squadra dal punto di vista tattica molto evoluta. Pedrinho, tunnel sul Belsito, va via Pedrinho, poi esagera con l'ultima finta, grande giocata del numero 30 sì, forse del poteva San metterla a Portuga, anche se non era semplicissimo, ha provato ad andare avanti, però ha messo male il piede sul pallone. E Spindola. Juanfran. Bertoni. Lancio di Spindola perfetto per Juanfran, grande recupero di Pedrinho, riparte il San Giuseppe, va via Pedrinho e poi perde l'attimo, ancora Pedrinho, doppia deviazione. Pietrangelo volevano il fallo di mano. Abbiamo visto 2 o 3 cose bellissime. L'aggancio di Juanfran stupendo, ha perso però del tempo e ha sbagliato perché non si è messo con il corpo, non si è frapposto con il corpo fra pallone e Moliterno, ed è stato bravissimo Pedrinho a recuperare. È ripartito Pedrinho, Juanfran non si è fermato, è riuscito a recuperarlo, ma Pedrinho ha insistito e stava per segnare. Intanto Bertoni col mancino. Ecco, infatti Pedrinho ora chiede il cambio, ha fatto questi 3 minuti a 1000. Entra Cimanghigno. Ugherani. Non si gira Juanfran, attaccato proprio da Cima, che esce bene, fallo. Io penso che un allenatore accetta quando un giocatore tipo come Juanfran prima fa un errore di carattere tecnico, quando però ha questo spirito di rifarsi 20 metri per andare a recuperare. Significa che è pienamente nella partita, pienamente nel progetto e che si sta lavorando nella giusta direzione. Idem per quello che ha fatto Pedrinho nel recupero, che oramai sembrava quasi una palla irraggiungibile. Cima, Portuga, va via, sbaglia il passaggio, riparte Azzoni. Cost to cost con il mancino, con l'affronto di Follador, che poi non ci pensa. Molto bravo Follador qua, col corpo lo ha indirizzato, ha chiuso la linea di passaggio praticamente su Juanfran e ha indirizzato Azione ad andare sul suo sinistro, che è il piede meno abile. Queste sono cose in cui Follador molto bravo. Azzoni col destro, addosso molto a bella Duarte. questa rimessa laterale, una bella giocata. Resta ancora in avanti la Kame Dawson, 10:38 al termine. Almeno 3-4 volte l'hanno fatto col giocatore che batte, che praticamente attacca alle spalle del difensore di prima linea. Portuga va via, surplus, ancora Portuga, lotta con Juanfran, un po' di confusione, la palla resta ancora lì, poi è Spindola di prima per Juanfran. La palla non è uscita, Portuga, anticipazioni, resta ancora in avanti. Anche Portuga chiede il cambio. La Kame Dawson. Invece che ha avuto una botta, ha chiesto all'arbitro se può uscire. E rientra imparato. Grippi, Azzoni. Torna da Pietrangelo. Quintetto particolare ora per il San Giuseppe, che si trova praticamente con 3 giocatori che si sono alternati nel ruolo di centrale, sì. Moliterno. Senza laterali, diciamo, di ruolo, anche se Follador praticamente è un giocatore che probabilmente è un laterale che può fare anche il centrale rispetto a Imparato e Duarte, che sono 2 ultimi puri.
Rimessa per il San Giuseppe, Follador, lancio sbagliato per Cima. Rimessa per la Kame, 10 minuti, 3/4 di gara sono andati via. Grippi, toccato da Imparato, ancora Espindola, lancio lungo, questa volta sbaglia. Lancio di Moliterno per Cima che la mette a terra. Grippi e poi Pietrangelo non evita il calcio d'angolo. Non è riuscito, la palla non Subito un anche dove colpo stava la porta Cimanghigno. dietro, con Cimanghigno che veniva, era pronto per saltare. Duarte alla battuta. Vediamo se va tutta la palla. Palla al centro, la mette fuori la Kame, riparte già Pavieira che non la tiene in campo, l'aveva messa fuori Espindola che pure sta giocando davvero una grande partita. Sì, ottima la partita di Espindola. Questo azzeccato della Kame Dawson in estate è Un arrivato giocatore che fa, dalla metà sempre, che Catania. fa sempre bene, Carmine. Un giocatore costante di rendimento, grande fisicità, grande tiro a porta, un'ottima condizione atletica, una buona qualità di passaggio, un giocatore completo. Follador, ottima giocata per Imparato che cerca e trova Cima, lotta con Espindola, questa volta non c'è fallo, riparte la Kame con Grippi. Vieira, Grippi, Azzoni se la porta sul destro, Imparato ci mette una pezza, ancora rimessa in zona d'attacco per la Kame Dawson. Non il migliore Cimanghigno oggi, Carmine, è un poco spinto. Sicuramente non è facile poi giocare contro una squadra quadrata come la Kame Dawson. Intanto il tentativo, la palla resta lì, Giappa Vieira, il vantaggio della Kame Dawson all'11esimo, 2-1. È un giocatore che non perdona, 11 in che campionato. ha il piede caldissimo. Non ho discorso prima pure di Cimanghigno, è neanche facile, non sai quando giochi, contro chi giochi, partite che vengono spostate un giorno prima di partire, non è semplice, non è affatto semplice. Follador per Pedrigno, momento di confusione per il San Giuseppe. Grippi si gira Azzoni, se la porta sul mancino, il tocco di Follador, ancora angolo per la Kame che poco fa ha completato la rimonta con l'11esimo gol stagionale di Giappa Vieira. Azzoni, palla fuori, Grippi di prima per Vieira che si gira, Moliterno dice no. Follador, Imparato, Follador, Azzoni, ancora per Follador, Moliterno, Imparato, esce bene il San Giuseppe, c'è Pedrigno, anticipato Alex, la giocata di Grippi, poi Moliterno non evita però la rimessa laterale dopo aver anticipato il numero 20 della Kame. 8:30. E Spindola a terra ora. Ti do un dato statistico, la Kame Dawson non perde a Cercola, te lo dico subito, dal 13 gennaio del 2018. Dopo la vittoria del Napoli per 4-1, segnò anche Max De Luca in quella gara, da lì la Kame Dawson non ha mai perso, ha vinto 6-2 col Napoli nella stagione 18-19, nell'ultima stagione dell'Olocaffè Napoli, poi ha vinto anche con la Sandro Abate e ha pareggiato nei playoff scudetto col Napoli. È un campo che negli ultimi anni sta portando bene la squadra di Silvio Rocha e per quanto si vede finora stiamo continuando sulla stessa scia. Duarte, lancio lungo per Alex, attaccato da Belsito. Follador, anticipato da Grippi, lì per Follador, resta in avanti però il San Giuseppe. 8 minuti e 17 secondi al termine. Follador per Alex che ci abbatta, e questa sì che è una notizia. Sì, un errore di Alex, fa notizia sicuramente. Buona la traccia di Follador su questa rimessa. Pietrangelo,
Lega la palla a Follador che di prima va da Alex, ancora Follador, tutto regolare. C'è Pedrinho che tenta la giocata, adesso difende la Came dopo aver trovato il vantaggio. Sì, si è abbassato con un pochettino Giapavira. con il San Giuseppe che sta prendendo in mano la situazione per provare a recuperare quanto prima. Pedrinho, ancora un tocco proprio di Vira, angolo per il San Giuseppe. Pedro alla battuta, va da Follador, il mancino addosso, ancora a Giapavira. Era una bella conclusione questa di Follador. Imparato Follador, Pedrinho, bel sito, anticipa Alex, poi Follador lotta con Grippi, c'è ancora Giapavira, salta anche Imparato, ancora Vira, il mancino, palo. Camedossone ad un passo dal 3-1. Grippi ancora per Vira, rientra sul destro, Moliterno dice di no. Imparato, va da Alex contro Belsito, va via Alex, palla per Pedrinho che non la tiene in campo. Un paio di giocate ad alta scuola da parte di Giapavira, un giocatore davvero incredibile. Bellissima, mamma mia. Prima andava sul sinistro, poi rientrava sul destro. Non ce la fa più e lascia il posto a One Fran. Lancio intanto di Belsito, colpo di testa di Portuga, c'è Tiago Grippi, ancora Murilo, Moliterno, la palla torna a Belsito, pressato da Portuga, il lancio per Grippi che lotta con Pedrinho, la giocata di Grippi su Cimanghigno, c'è Murilo, ancora Belsito, possesso prolungato della Came, Murilo di prima ma c'è il fallo di Pedrinho che non ce la fa più e lascia il campo a De Luca. Richiamato De Luca per l'entrata in campo, siamo entrati nel 13°. Murilo, ancora per Grippi dopo il tocco di Belsito, Murilo sbaglia il controllo, rimessa e time out per Andrea Centonza. Probabile che prepari anche la giocata col quinto di movimento, pure se non da subito, che può mancare 6 minuti e 57, quasi 7 minuti possono essere troppi, però può darsi che dice come gestire i prossimi 3-4 minuti prima di mettere eventualmente il quinto di movimento. Ora Alex e Cimanghigno in campo insieme, formazione diciamo più offensiva che può schierare il San Giuseppe con gli uomini che ha attualmente in organico. Ricordiamo sempre che il San Giuseppe è una neopromossa, squadra sicuramente dal roster importante, qualche volta ce lo dimentichiamo, la Camedossone è una squadra davvero esperta, ormai al quinto anno se non erro in Serie A, una squadra che per 2 anni di fila ha disputato i playoff scudetto, nel 2017-18 è arrivata anche alla semifinale contro la Luparense, l'anno scorso era in lotta, era al quarto posto prima della sospensione. È giustissima per il la tua Covid-19. considerazione, perché spesso siamo portati a credere che soltanto un mercato, diciamo un mercato seppur roboante, possa comunque portare una squadra subito a lottare per i primi posti, ma non è sempre così, non è facile così. Non è un caso che la Camedossone quando viene a Col- cerco non perde mai. Sì, non è assolutamente un caso. Il Napoli è stato l'ultima squadra a battere la Camedossone per 3-2 il 19 aprile del 2019, l'ultimo turno della regular season. Poi la Camedossone perse i playoff scudetto con il Pesaro, che diventò campione d'Italia alcuni giorni dopo. Portuga, il mancino addosso a Tiago Grippi, resta in avanti il San Giuseppe, 6:39. Portuga, Moliterno, Duarte, Alex di prima, la palla va da Cima, poi Portuga, si salva questa volta la Camedossone, ancora ad ispirare Alex. Bellissima la palla di Giapa, molto bella la di prima intenzione Alex, Cima non è riuscito ad essere letale. Alex di prima salva la Came, va via intanto Belsito che se la porta ancora sul destro. Bella giocata, bella doppia suolata, dell'argentino, molto bella da vedere. Classe 1986.
Portuga, palla per Cima, esce fuori Cima che va da Duarte, pressato da Juanfran, non possono tornare da Moliterno, quindi Cima, ancora Duarte, passaggio intercettato, va via Cima, 1 contro 1 con Ugherani. La butta fuori perché fuori Duarte Cima, credo che abbia rimasto avuto a terra. un colpo in faccia. Sta salendo Cima, non mi ricordo quando sta a San Giuseppe Carmine è capitato che non abbia segnato. Sì, Allora rare volte, in pochissime gare l'anno scorso. Poi di quando a dicembre arrivò Lolo Suazo, una coppia davvero incredibile. Una coppia illegale. 15 assist di Lolo Suazo vincenti solo per Cimanghini. Solo per Cimanghini. Moliterno. Lancio proprio per Cima che si gira, va da Portuga. Sbaglia con il mancino, il numero 89. Voleva il tocco di Ugherani, che non c'è stato, e si ripartirà con una rimessa dal fondo. Spindola questa volta sbaglia il lancio per Ugherani. Silvio Roccia tiene sempre in campo o Grippi o Giapaviera, o tutte e due insieme, sì. Ovviamente non rinuncia mai a uno dei due, quasi mai. Moliterno, lancio lungo, spinge Spindola su Cima, voleva il calcio di rigore, si rialza con sportività e intanto arriva il cartellino giallo per Cima, terzo ammonito del match dopo De Luca e Murillo. Con sportività si era fermato Grippi, che poteva andare in un 3 contro 2. Sì, ha visto. Si è accertato delle condizioni di Cima, poi l'arbitro ha fermato il gioco per ammonire il numero 10 del Real San Giuseppe a 5 minuti e 12 secondi dalla fine. Sono cose belle da vedere, questa sportività all'interno di una partita comunque maschia, dura, una partita importante. La correttezza è un baluardo per la crescita di questo sport. Sbaglia questa volta Grippi, che si scusa con Ugherani. Rimessa per il San Giuseppe, Alex subito da Portuga. Duarte non salta e Spindola. Rimessa ancora per la squadra di casa. Portuga, colpo di testa di Grippi. Ancora Duarte che lascia scorrere. Rimessa. Follador, Duarte, Alex di prima per Portugal, il tocco di Juanfran, ancora Alex ad ispirare, va da Duarte, palla per Alex con il suo connazionale Juanfran, va via il numero 19, ancora Alex che tenta la giocata, la perde ancora con Grippi, va via Grippi, Thiago Grippi, 3-1. Grandissimo quello di Thiago Grippi, è stato bravissimo ad andare a raddoppiare su Alex che ha esagerato nella giocata, probabilmente è andato via, è riuscito bene, è riuscito la palla con Follador e ha calciato un tiro secco bellissimo nell'angolino, grandissimo quello di Thiago Grippi. Voleva il fallo. Ottima Kame. Voleva il fallo, Follador sta protestando. Intanto power play per Andrea Centonze con De Luca, quinto uomo, portiere di movimento, doppio vantaggio Kame a 4:28 dal termine. Eccolo qui, Massimo De Luca. Duarte. Alex De Luca. Follador. Alex Pedrigno. Duarte, palla fuori, Follador, torna da Alex, 4 minuti al termine, Follador, Alex Pedrigno, Duarte, il destro, la parata di Pietrangelo, la porta è vuota, vuole liberarsi per calciare, esagera, non c'è fallo, De Luca, palla resta lì, il salvataggio di Espindola che evita il 3-2, poi ci prova Vieira,
palla alta, rischiato qui Pietrangelo, ottimo salvataggio di Espindola che evita il gol del 3-2 che poteva dare davvero tanto sale. Sì, a questo sicuramente finale. se fosse entrato dentro questo pallone avremmo visto 3 minuti e 45 ancora più infuocati di quelli che ci apprestiamo a vivere. Bravissimo Espindola. San Giuseppe che non molla, San Giuseppe che fino alla fine prova a rialzare questa partita. Riparte Pedrigno, ancora 5 contro 4. Duarte, Ora è entrato De Luca. bel sito per Espindola. Follador, De Luca, Pedrigno, Alex, ottima difesa. Ottima difesa, la della rotazione era la rotazione perfetta da passare da 1-2-1 a 2-2. La Kame è una squadra che solitamente, essendo abituata a una difesa, spazi di letture, soffre il punto di movimento meno delle altre. Follador, De Luca, Almeno è quello che abbiamo visto finora, poi c'è sempre il campo che potrà confermare o smentire quello che dico. intanto il fallo di Grippi su Follador, riparte il San Giuseppe. Duarte, 3-12 al termine. Pedrigno, De Luca, Alex, ancora Alex, Follador, va da De Luca, intercetto di Ugherani, la porta è vuota, ci prova Vieira, la palla termina sul fondo. Carmine, vedi, tornando al discorso che abbiamo fatto prima per la nazionale, no? Sia Ugherani è un giocatore che Non ci hanno dato il tempo per Sia parlare. Ugherani è un giocatore che la settimana scorsa ha dovuto attaccare il portiere di movimento e era in campo, ora lo deve difendere in campo. Si vede un giocatore che per Silvio Rocha è in grado di essere nelle situazioni speciali un giocatore importante e fondamentale, ragione per cui, se è fondamentale nelle sue squadre di club, può essere un giocatore importante per la nazionale. Duarte di prima per Alex, pressione della Kame. De Luca, Follador, De Luca, ancora Follador, Duarte, Alex, Cima, il tocco sotto, mette fuori Grippi, la sfera torna a Duarte che avanza, il destro, la deviazione di Ugherani. Fortunatissima la Kame qui. Calcio d'angolo, Follador, Spinge Alex. forte San Giuseppe ora, è il momento decisivo. Alex, Follador sbaglia il passaggio per De Luca. 124 secondi al termine. Rientra Moliterno al posto di De Luca, intanto ha un problema fisico. Già Vieira, che è rimasto a terra. Lancio di Grippi, lascia scorrere Portuga, rimessa dal fondo, ovviamente deve entrare De Luca. Moliterno addosso a Portuga, errore, intanto Murillo, palo, Kame ad un passo dal 4-1. Alex, Cima di prima per Duarte, rientra De Luca, 5 contro 4, ma c'è Portuga, la finta Portuga, non calcia Portuga, è il palo di Cima dopo il miracolo di Pietrangelo. Incredibile, non so se fosse una palla presa con le mani da parte della Kame. Ci sono le proteste. Probabile 4-1 col tiro di Murillo, è partito bene, bravissimo Portuga. Cima, ancora Pietrangelo. Grande parata di Pietrangelo. Grande partita fin qui, davvero, di Lorenzo Pietrangelo. Ancora angolo per il San Giuseppe. 1:32, 92 secondi al termine. De Luca, palla fuori per Alex, adesso spinge il San Giuseppe.
Portuga, il destro intercetta Ugherani, poi Grippi addosso ad Alex, respira la Camedosson. La voleva Alex, ha detto Portuga tra le linee. Ora Giapa invece aveva detto a chi sta De Luca voleva che De Luca restasse, ma invece al massimo resta a porta. De Luca è uscito per far entrare Moliter. Rientra De Luca dopo l'ultimo tocco di Juan Fran nel confronto con Portuga. Riparte il San Giuseppe, 1:15. De Luca, Portuga la finta se la porta sul destro, sull'esterno della rete. La porta è vuota, il tocco di Grippi, palla fuori. Cambia ancora vicino al 4-1. Resta ancora De Luca. Particolare, palla scodellata da parte di Iago Grippi. Ora anche Azzoni a difendere il quinto movimento al posto di Giapa che era in prima linea. De Luca, Portuga. Chiede calma Centonze a Portuga. Intanto il lancio di Pietrangelo. Non la tiene Juan Fran. 54 secondi al termine. De Luca. Rischia tanto, l'ultimo tocco è del 10. Resta ancora De Luca in porta. Resta in campo Juan Fran. Stava venendo al cambio, però ci ha detto no, resta a prestare questa palla e poi viene al cambio. Cima si gira, fallo di Belsito, quarto fallo. Cambi continui. Quando bisogna difendere rientra un altro auto Ugherani subito. Alex va da De Luca. Alex, De Luca, intercetto, poi ci prova Azzoni. La sfera torna ad Alex. Portuga. Duarte di prima per Cima che la tiene in campo, attaccato da Ugherani, poi da Belsito, esce fuori da Alex. Il passaggio per Cima, troppo forte e troppo alto. Sì, era una buona traccia, da cui si è vista proprio bene perché stavamo sulla stessa linea di passaggio, però hai detto benissimo tu, un po' forte e un po' alto. Quindi Juan Fran per Grippi, questa volta sbaglia, 20 secondi alla fine. Credo che siamo ai titoli di coda di questa partita. De Luca, Alex ancora per De Luca, sul fondo è anche sfortunato il San Giuseppe. Questa è stata una bella finale. giocata, brava Massima ad attaccare questa palla di Alex. 13 secondi, palla in mano a Pietrangelo. Lancio di Pietrangelo con De Luca che resta in porta, lotta con Ugherani. L'ultimo tocco è di De Luca, calcio d'angolo con De Luca che resta in porta. Ci prova Grippi, palla alta, ovviamente calcia subito Grippi. Grippi al fucile quando calcia a porta. Otto secondi. Lancio di De Luca per Cima che la tiene. È finita. Depone le armi e la San Giuseppe finisce qui a Cercola. La Camedosson sbanca ancora, Cercola vince 3-1 in rimonta, sale a 11 punti in classifica, seconda sconfitta per il San Giuseppe, prima in casa per il team di Andrea Centonze. Buona partita da parte della Came, il San Giuseppe non ha affatto demeritato, ma non possiamo dire che la squadra avversaria ha rubato i 3 punti oggi qui a Cercola. Assolutamente la vittoria della Came è una vittoria meritata. È stata una bella partita, Carmine. Si torna a giocare quindi l'8 dicembre con la Camedosson che ospiterà il Lido di Ostia e il Real San Giuseppe che sarà ospite del Mantova. Si giocherà di martedì per il raduno della Nazionale. È tutto qui dal centro sportivo Cercola. Ci vediamo alla prossima partita interna del Real San Giuseppe, sempre in diretta su PMG Sport Futsal. Buonasera a tutti.